In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, viva Radio 2, il grande varietà radiofonico. Salve. Fiorello e Baldini. Buongiorno. Viva Radio 2. Buongiorno. Il buon umore entra nelle vostre case. Yabadamu. Yahaha. Eccoci. Il pubblico assatanato oggi. Molto. Che vi è successo oggi? Ditemi che vi è successo. Ma cos'ha il pubblico? State calmi. Buoni, fatta. Buongiorno Baldini, buongiorno Baldini, hai visto Bene. oggi che bella giornata? Sì, che bella giornata di festa! C'è un bel sole, certo. Il sole splende, siamo tutti allegri, è bello. La luna, Sì. no? Le stelle, no, sì, no. e tutte le altre stelle. Cosa finisce così? Non ne ho La la Divina più- Commedia, sì. ignorante! E chi l'ha mai letta? Tu sai solo l'inizio, Nel nel mezzo del cammino non della sai. vita ci Io dovevamo so sapere. quello Sì. e il finale, Ah, basta. Poi non adesso so, ora non mi so arridisco. altro. Grande giornata oggi. Certe volte, sai, mi viene e dico, una volta si occupavano di noi, oggi ho aperto i giornali. Niente, uno Ma una straccio parola. di un articolo Qualcosa. su di noi. Niente. Sai che sta cosa vuol dire che noi non funzioniamo No, più. più, è Non vero, funzioniamo è vero. più. Nessuno. Ma dice, ma uno dice una parolina, una cosina. Dice, fate niente. Niente, Nulla. una critica, Dobbiamo niente. fare qualcosa. Sì. Dobbiamo fare qualcosa per far parlare di noi, caro Marco Baldini. No, niente. Non so. Intanto scusate. Sì. No, ok. Ai. Arrivano agenzie? Aia. Ai. No, è una cosa sulla bomba atomica. Niente, allora. Niente, no, Sì, perché c'è sì. in prima pagina, vedi che c'è Sì. del Giappone, abbiamo diritto all'atomica, c'è certo, scritto qua ognuno- su come il ticket, Repubblica, no? su Repubblica dice, abbiamo diritto all'atomica. All'atomica. Bush subito replica, ne avete avute già due, non vi bastano. E queste sono notizie che arrivano. Certo. Volevamo salutare e complimentarci con una signora che può alzare la mano, che ha portato una specie di salame di cos'è, signora? Come si chiama? Dica. Vai! Microfono, subito, zanna, attaccala. È un rotolo farcito al cioccolato. Guardi me, signora, com'è? Un rotolo farcito al cioccolato. Un rotolo, mi dica un po' di ingredienti che ci ha messo dentro, perché io ho dato un morso. Meglio di no, perché E ti giuro, ho dato un morso Sì. e ho sentito le calorie proprio vive nella bocca, già mi è ingrassata la lingua subito. Che cosa ha messo? Burro quanto? Niente burro. brava, Niente brava, burro. non Uova? fa male. 4 uova, Sì? Con 4 4 cucchiai di farina, Sì. 4 di zucchero. Vabbè. È venuta fuori questa cosa qua. E cioccolato. Voglio Anche provarci, cioccolato. voglio dire queste cose così, vediamo Sì. se mi esce questo sta sezione. Attenzione, Sì. cosa? No, perché sai, a dieta noi siamo perennemente. Certo. Tu che dieta fai? No, io sono intollerante alla farina, dunque tagliato fuori da adesso tutto lui- e al pomodoro. Sapete che se dunque- io volessi fargli del male, Sì. basta che gli nasconda un qualcosa di farina, una girella, una girella da qualche qualcosa. parte, tu Sto moriresti. subito. Che non- bello sta morire cosa. ora, Devo- Perché? No, io invece faccio la dieta dissociata. Fatela Cioè? anche voi perché Come cioè, funziona? che tutti fanno la dieta, io mi dissocio. Questa era dissociata. Ma siamo comici, siamo comicissimi. ridanciani. Scusa, ma sento qualcosa di strano. Che hai? ti giuro, non lo so. Sarà la cistifelle? No, sento qualcosa di strano? Ok. Sta girando la testa a 360 parla in una lingua incomprensibile. Quella roba verde che occhi rossi. Che è successo? Stranissima sta cosa, non era mai successo. Ma che è successo? Ma è una roba micidiale, giravi la testa io? a 360 gradi, sì. Stai scherzando? Parlavi in una lingua stranissima. Ma dai, io? Antica forse, non lo so. Ma veramente? Verde. Questo sì. non me ne sono accorto, ma Eppure, davvero? È vero, no? Ma davvero? Sì. Ma è succede. strano, non capisco perché. Negozi abbigliamento. Vabbè. C'è qualcuno. Chiamate qualcuno, signore.
Ma che aspetto chiamate qualcuno, signore, non possiamo andare avanti così. Buono, dai, su. Buono, fermo, sta ruotando ancora la testa. Non mi stupirei che scendesse le scale anche con le mani a rovescio, era come un granchio. Ecco. Che succede? Fiore, non lo so cosa Che ti succede. Che Diventi succede? di colore strano. Ma davvero? Vomiti roba verde. Ma c'è qualche pillola, qualcosa? Non lo che so, posso ma prendere? sarà la cistifelle. Ma che no, ti fa ma io lo questa sai che non me ne cosa. sono accorto. Ho visto la gente Sì. mi guarda con terrore, ma non. Anch'io, non Beh. so che strana cosa Vabbè, ti sta accadendo. che ne so. Sarà l'età. Sì, sarà l'età. sarà quello. Vabbè, Sì. vogliamo dare un taglio? Sì. Vogliamo... Come disse la Casablanca. Esatto. Vogliamo cominciare? Sì. Presentiamo la nostra orchestra, Ecco, perché oggi sì. l'orchestra avrà da lavorare. Quindi Sì. Perché avrà da lavorare? Perché oggi abbiamo due ospitesse. Sì. Ospitesse? Sì. Femminile di Ospitesse ospite di maschio, ospitessa femminile. Una sembra un hostess Sì, addirittura. esatto. Ma me lo immagino. Verranno. Sì, Non ci c'entrano sono. niente l'una con l'altra, cioè, non è che sono due ospiti, cioè che sono qui per lo Complementari, stesso sì, motivo, esatto. no? No. Perché una ha fatto un disco, devo dire, meraviglioso, ho Sì. avuto modo, pensa, l'ho sentita da Fazio. Sapete Fazio? Sì, conosco. Fabio. L'hai sentita là, Sì, l'ho sentita là. Tu guardi Nel spesso. programma quello Sì. che si intitola Che tempo che fa. Che tu vedi spessissimo. Tutte le Tutte le domeniche, tue domeniche. e anche i sabati. delle Anche i volte. sabati, beh. Ma di più la vedo il sabato, che a domenica delle volte sono impegnato. Sì, può succedere che uno ha da fare. Esatto. Certo. Ma Rossana Casale, Sì. Rossana Casale ha fatto grandiosa. un disco che è un'opera d'arte, veramente, bene. vi accorgerete quando arriverà. E poi c'è una nostra amica che abbiamo già avuto, grandissima la Sconzi, attrice. la Sconzi, La Sconzi. Anna Maria La Barbera, Sì. sconsolata, che non so se avete visto i manifesti in tutte le città d'Italia. Il con un film nuovo. che si chiama Malamore, sì, tra l'altro Sì. un film che io ho già visto, pensa, ho visto una parte però, ho visto, quando ancora ero in lavorazione, mi trovai a Cortina, sai che vado a Cortina sì, tu vai ogni spesso, tanto, tu e essendo il svizzero. produttore di questo film era a Cortina, Sì. io adoro andare a Cortina, Certo, perché amo tu, lo sci, la amo neve. la montagna. Tu la che sei neve, uomo del nord. e tra una ciaspata e l'altra, Sì? perché io sai che per sci vado con le ciaspe, Con le racchettone. con le racchettone, vado Sì. in giro a fare Certo, ti libera l'anima. Sai, Cortina è molto bello, perché Sì. tu quando vai a Cortina non c'è nessuno normale, ma ognuno che tu incontri è una marca. Uè, ciao Barilla! Ciao! Sono tutti Sì, è la bellissimo. signora della grappa, un sacco Tutti, di... la signora Bocchino. Esatto, la grappa si chiama così. La signora Bocchino venne Sì, da venne qui noi, in onda, venne in vero, me lo onda, ricordo. una persona straordinaria, Sì, ti ricordi quanto fantastica, rideva? sì. Quanto rideva. Perché uno non può ridere che... Sì, rideva del Certo. suo cognome lei, Certo, no? Rideva, lei. faceva ironia. Sì. Lei faceva ironia, guarda quanto è bello quando la gente fa ironia. Sì, quando fa sul ironia suo- è la cura della vita. Molta gente invece non la fa. No, Molta gente non la no, fa e eh. allora soffre, Se la prende. Rosica, Sì, rosica. Sì, è vero, succede, d'altronde... Ha tirato anche delle fiamme dalla bocca stavolta. Chi? Tu! Quando? Hai incenerito i fogli davanti. Adesso? Sì. Ah, ecco sto puzzo di zolfo, ma che è? Fiore, io non lo so, ma io mi farei vedere da uno specialista. Devo, veramente sì, devo. perché qua non... No, visto mai che... Allora dicevamo, Sì. e ho letto questa sceneggiatura e ho sceneggiatura visto parte del film molto divertente, poi Sì. ce ne parlerà Anna Maria. Chissà che Direttamente. non nasca magari un qualcosa tra Anna Maria La Barbera e Rossana Casale. Sì. Tu ti sei preparato sul Casale? Sì, certo. Il Casale. Ti sei preparato Sì. veramente? Perché tu sai che Rossana Casale non è una che canta così a pizze e figli. Sì. Cioè, Rossana Casale ti fa, che ti posso dire? Ti fa Un la? ad esempio Una nota ti fa altissima. dimmi una canzone standard del sue. Brividi? Summertime te la fa, ma veramente che? No, niente, mi stavo grattando qua. Non la sai? No, Non la no, sai? che sei preparato, Sì, capito? La sai Summertime? Sì. Ok, allora mi fai Summertime, me la suoni? Summertime, e me la devi fare, Summertime. Questo è San Martino. Nebbia. Ah, porca miseria, è vero, hai ragione. Ah, lui ha detto San Martino. Mi sono sbagliato. È un detto fine San umorista. Allora adesso mi canti San Martino in tonalità della Casale, tu col falsetto da eunuco. Se vuoi ti stringo i maroni. Non ti preoccupare. Ah, io Vai. non so qual è la tonalità della. La posso suppongo. Supponi. Non sapevi, vabbè, ok. Supponi, vai. Supponi. Summertime and the living is easy.
viene bene. No, voglio Fish sentire. are jumping. Voglio sentire quando va più in alto ancora. Vai, continua. Everybody was right. Adesso fai. Yeah. Beh, poi non parlo più per un mese però. Vabbè, senti, vogliamo fare... Comunque il CD si intitola Circo Immaginario Sì. di Rossana Casale. Ti ripeto, l'avevo visto da faccia, l'interpretazione meravigliosa, Sì. veramente bella, aveva dei musicisti bravissimi, purtroppo si accontenterà di quello che Sì, passa. che andiamo, no? Di quello che passa. convento. Che hai detto? Di quello che passa al convento. Ah, di quello che passa. Di quello che passa. passa. Di quello che passa. Allora, Senti, vogliamo fare uno stacchetto. Sì, fai lo staccato. Vai, Fai lo porca miseria. staccato. Senti questo, vai. Vai. 1, 2, 3, 4. Bello! Me la continui che la canto? Un po' di volume al microfono. I'm boogie man, I'm boogie man. When you're young, I'm a boogie man, I'm boogie man. Do what you want. I'm a boogie man. Ah, finito. Dai, grande orchestra. Sì. Posso fare un appunto tecnico? Volevo dire ai tecnici presenti in sala che quando mi muovo Sì. c'è il jack, questo qua, Di pick, che è quello che lì. appena mi muovo vado a un canale solo. Ecco. E tu sai che io odio andare a un canale Cioè, solo. sa che è venuto con le lance, con Grazie, lo scudo. basta, guarda, sono così, ora sono accanalato. Allora, ci siamo? Grazie, Sasà, grande. Cosa abbiamo? Se abbiamo anche degli autori pronti a Senti, dirci- c'è questa notizia. Quale notizia? Quale? Sai, a Venezia un vaporetto è stato colpito No! da un masso. Sì, hanno tirato un Ma masso è su un vero, vaporetto. pensavo Sì, scherzassi. No, Sì, no. vero, i sassi del I vapore- sassi dal ponte hanno beccato un vaporetto, fortunatamente non c'è stato niente di grave, una ferita lieve. Adesso ci colleghiamo con la caserma San Marco di Venezia, dove è appena stato portato, pensate, il colpevole, l'hanno preso e cerchiamo di capire perché ha lanciato il sasso contro il vaporetto. Noi non... Pronto? Ma come perché? Me l'ha detto Fuggia. Ma Gianni, Sono Gianni Morandi. ma come ancora state? Gianni, ma perché? Sai, Fuggia mi ha detto, dai, tira il sasso, il mio autore di riferimento. Ho capito, però E insomma. allora? Voi là, ragazzi, ciao! Ogni tanto gli parte una nota, è così. Sono l'eterno ragazzo dalla mira sempre infallibile. Certo. Scende la pietra. No, non fa così la È l'ora canzone. di smetterla con i massi della cavalcavia. Eh. È meglio colpire i vaporetti. Cioè. Capisci? Il vaporetto. Perché i vaporetti? Ma vanno più piano e allora Certo, si è beccano. più facile centrare. Senti, però sembra che il San Pietrino sia stato lanciato da oltre 20 metri, ci vuole una bella forza per fare una cosa del Beh, ma genere. sai, io mi sono allenato. Ah, ho Mi sono capito, allenato, ho capito. giro sempre con 2 o 3 San Pietrini in tasca. Ah, così, ecco, Ma uno. sai, quando vedo una vetrina, Sì. una vetrina che mi piace, magari vado a Monghidoro, insomma, Certo. chiedo al Cugia se posso rompere. Ah, ecco, e lui ti dice di sì. E lui è un vero amico, mi dice sempre di sì. Ah, bene, bene. Sì, se sei brutto ti tirano le Vabbè, pietre. adesso basta con queste È pietre. bello essere cattivi. Io sono così cattivo che una volta, pensa, a un concerto Sì. per far vomitare il mio pubblico, ho avuto l'idea di cantare insieme a Rossana Casale Sconsolato. Ma sei cattivissimo. Non sono cattivo, sono bastardo. Ah, proprio. ecco, appunto, Bastardo volevo dirlo. dentro. Lo sai che ho fatto ieri? Sì? Sai che ho fatto? No, dimmelo. Te lo dico. Sì? Sono andato a casa di Marco Baldini. A casa mia! Ma non t'ho visto io, che hai fatto? Lo so. T'ho fotografato nudo. Nudo? È vero, mi sono spogliato ieri sera, però. Lì ho capito molte cose. E vabbè, adesso non andiamo oltre, ma hai fotografato nudo e basta. Beh, che il prossimo anno si chiede di presentare la Fiera dei Cavalli, Sì? ti conviene Sì? presentare la Fiera del Castrato. Eccoci qua. Guarda come ridacchia la scimmiotta lì, Sentite che ha detto Morandi. Sì, lo so, che devi fare. Incredibile. Si intrufola Una cosa dappertutto incredibile. adesso. Sono notizie? Attenzione, agenzie? Agenzie, Vai. vediamo. Allora, scienza, ricerca sui diciottenni. Sì.
L'avete letta? Qualcuno di voi del pubblico? Qualcuno dice di sì con la testa, là, Chi vero? ha detto? Uno alzi la mano perché noi dobbiamo... Eccolo là, l'hai Eccolo letta là. te? Quella Sì. notizia sui 18enni, ti ha impressionato, di la verità. Ti ha colpito, vero? Sì, cosa dice? Allora, sul Libero, Libero, letta sul Libero, vero? Sì. Alla pagina Scienza. Aspetta, fammi vedere dov'è. Eccola lì. Che pagina è, perché noi dobbiamo sempre dire. Nella pagina. Eccola qua, Scienza Libero, pagina 34. Sì. Ricerca sui 18enni. Pene. Ah, Si parla del pene. sì. Ridotto, sapevi? Ah, Per sì. causa degli estrogeni. Ah, cioè se uno becca gli estrogeni... Infatti Rocco Siffredi ha lanciato l'allarme: i miei figli non arrivano ai 30 centimetri. Umorismo di bassa lega, ma però. efficace, Sì, efficace. Vabbè, ma ragazzi, non bisogna scandalizzarsi di queste cose, soprattutto abbasso l'ipocrisia. Sì. Quando si era bambini e ragazzi, cosa si faceva? Quando si era tra maschietti, cosa si faceva, Baldini? Si misurava chi eravamo certo, lì tutti con righello, non ti Arrivavo ricordi? sempre ultimo. Sono cose che hanno fatto tutti, però poi se le dici, sa che volgarità. No, volgarità, no, Quella è tutti. il romanticismo. Certo. Il romanticismo dell'essere giovani, il romanticismo dell'adolescenza. Io mi ricordo ancora Sì. gare a chi faceva la pipì Più in lontano, là. o a chi durava di più camminando. Fantastico. Sai che una volta mi successe una cosa, pensa, ancora me la ricordo. Dai. Eravamo su un muretto in 5, no? Sì. Dai, veniamo qua, fai più lontano. Sì. Allora a un certo punto partimmo. Uno di noi, Sì. che non partecipava alla gara, per sbaglio passò sotto. Ah, è biondo adesso? Adesso è alle match. No! Allora, passando, che è successo? Il primo della fila ero io. Sì. E quindi lui il primo oggetto che incontrò sulla testa fu il mio. Sì. Ora lui che cosa fece? Non è che appena Beccato. beccato Ti nascondi no, subito. no, rimase con lo zampillo sulla testa, no? E faceva e si fermò e io e lui fa ora asciughi e lei stava fermo. Io nel frattempo ridevo E più ti veniva. ti giuro, Vabbè, cose dai. che non mi dimenticherò mai. Dai, ancora. E da piccoli si fanno Si fanno cose. queste Sì, cose. è il primo Che era bello. strumento per misurare. Ma ti ricordi la- le partite di calcio che si facevano con gli zainetti e ci si immaginava il palo e l'altra palo? No, minchia, traversa, traversa. era minchia incrocio dei pali. Pale. E come va? Alza la mano, alza la mano, guarda, era un conta, classico. perché, E poi chi aveva il pallone andava via col pallone e si incazzava. Il pallone c'era sempre quello un po' più ricco Sì, del gruppo. vero. Appena non gli davi la punizione, io il pallone è mio e me ne vado. Me vado, esatto. Esatto. Meraviglioso. Pallone Super Santos, ti ricordi? Ah, io c'avevo quello con la faccia di Maradona sopra. No, sopra. troppo avanti. Sì. Io qua ti parlo nel 68, ragazzi. Ah, no, io già Super giocavo. Santos era talmente. Il Super Tele. Con c'era. Pelé. Era talmente che tu tiravi e la palla cominciava a fare. Andava, faceva gli effetti Sì, pazzeschi, sì. era pazzesco. Va Faceva bene. il carpiato, bene. Questa piccola parentesi. Sì. Una bella canzone che stiamo bene. lanciando qui da Via Radio 2, così magari la Rossana Casale che è in macchina in questo momento Se la sente. se la sente, magari dà giudizi su questo pezzo che noi stiamo stiamo lanciando. Però Filo, si chiama Filo. Sì. Si chiama Filo, la canzone è dedicata a un'altra figura dell'immaginario Sì, ormai collettivo appartenente dei al tempi che passato, furono, certo. cioè l'Arrotino. L'Arrotino. Arrivava l'Arrotino. Arrivata l'Arrotino? Questa canzone si intitola proprio così. Applauso a Filo. All'Arrotino, perché si vede che si ricordano. Mi l'Arrotino. piace la canzone Arrotino. È incredibile, questa è bella. Cioè noi non abbiamo neanche annunciato la canzone. Ma sono i cognati e c'è di Filo, il l'applauso, parente di e c'è Filo. già l'applauso. E pensa, un disco che non è in classifica, No. non è manco nei negozi. No, ce l'abbiamo assolutamente, solo noi. solo noi, Bravo vero. Filo, Bravo. qui c'è gente che ti ama anche se non ti conosce. Ti fanno Allora il filo, Filo, vai. la canzone è L'Arrotino. Dai. Senza respirare, chiuso dentro un metro. Non ti fermare. Nella testa forte il suono del mio iPod. Non so ascoltare. L'equilibrio è rotto. Prima o poi lo butto. Cambio pure identità. Cerco nella rete l'ultima novità. C'è da impazzire. Spero di svoltare, tanto paga papà. Lo vuoi capire? Faccio un'altra rata, cambio fidanzata.
porta mentre un uomo grida. Donne, è arrivato l'arrotino, c'è Vasco a San Siro, Italia mondiale, lo stereo a palla, Anna Macchi cosa stilla, il rigore non si sbaglia. Po, 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 po. Soffoco nel traffico, il semaforo è blu, ma lascia stare, compromessi in cambio di una vita da star, non si può fare, salgo un altro piano, ci sarà qualcuno, mentre un uomo grida, donne, è arrivato l'arrotino, c'è Vasco a San Siro, Italia mondiale, lo stereo a palla, Vanna Macchi cosa stilla, il rigore non si sbaglia. Oh, 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 oh. Donne, è arrivato l'arrotino. Filo! Canzone lanciata. Qui da Viva Radio 2 ne abbiamo lanciate parecchie quest'anno. tantissime. Nel frattempo mi dicono sta per arrivare Rossana Casale, anche Anna Maria La Barbera che ci parlerà anche di questo film, quindi film e musica, film, cinema e canzoni. Cosa vogliamo Cinema di e più canzoni. d'altro? Tra l'altro Sì. Rossana Casale segna il ritorno di Rossana Casale, una che poi tu ti sbagli perché la chiama Rosanna Casale. No, Rossana, lo so, me lo ricordo. Molti la chiamano. Ciao Rosanna. Rosanna, Io sono no, Rosanna, 2 S, Rosanna. sì, come le caramelle, certo. Sì. Se lei ha la cominciato, Rossana. lei Sì. ha fatto anche la corista, faceva Sì, è vero. come corista. E devo chiedere, perché credo che lei abbia fatto anche con gli Squallor qualcosa. Mai proprio. No, secondo me Non ti so sbagli. perché, mi Ti era fa venuto questa e succede. Oh. Una cosa Sì. di una canzone che faceva: caro Michael Jackson, tu che mandi soldi in Africa. Ma forse no, sai. Un po' anche per noi. No, ci dicono. Te la ricordi? Per Sì, me la noi ricordo io. Che siamo nati a Bari. Così faceva. Sì, me la Non te la ricordo. ricordi? Sì, me la E ricordo c'era bene. poi una voce solista che faceva e dicevano che fosse Rosanna, ma erano Casale. leggende metropolitane. Erano leggende. Sì, A ma saperlo. chi lo sa? Infatti. Fosse qua ce lo potrebbe dire, ma non essendoci. Per arrivare. Allora, adesso prima dell'arrivo delle nostre ospitesse, Sì, il tribunale. Abbiamo un Colleghiamo tribunale, con l'aula del tribunale. con un tribunale. Qui vicino c'è il tribunale penale, noi apriamo i microfoni e sentiamo le arringhe Sentiamo dell'avvocato. Dai, Le sentiamo. incredibili arringhe dell'avvocato Messina. Ecco. L'aula è gremita, il giudice, eccolo là. Signori della Corte, Ecco. signor giudici, oggi è un giorno triste per tutti noi perché si sta celebrando. Settete! Si sta celebrando. Sì. Si sta celebrando. Sì. Si sta celebrando l'agonia della giustizia. Addirittura. Avvocato, il suo assistito ha fatto esplodere l'auto del suo datore di lavoro. Gioia. Signor giudici, quando manca il giudice titolare e viene sostituito da questo giudice che parla in modo strano, sì. veramente mi ripeta la frase, Esatto. se no non riesco ad andare avanti. Le ripeto che il suo assistito ha fatto esplodere l'auto del suo datore di lavoro. Signor giudice, esplodere è un termine un po' forte. Preferiremmo dire che è stata una sorta, diciamo così, di rimozione forzata. Insomma. Anche i vigili urbani rimuovono forzatamente le auto. Vogliamo forse fare il processo a tutto il corpo di polizia municipale? Certo. Che poi, e dico che poi accidentalmente, e attenzione a questa parola, dentro l'abitacolo ci fosse anche il proprietario, è un dettaglio. Certo. Cosa vuoi che sia? È un dettaglio che affronterei in una sede più opportuna di questa, con rappresentanti più qualificati di noi. Come siamo in tribunale? E infatti, chi siamo noi per dire chi è Caino e chi è Abele? Se è meglio il pandoro e il panettone? Certo. Oppure chi siamo noi per dire qual è l'ora esatta per la partenza intelligente? Certo, capisco. Certo,
Ehi, finiamola con questi applausi, che Siamo in un'aula di tribunale. Siamo al cabaret qua. Avanti. Va. Certo. Signor giudice, dov'è il signor giudice? Non la riconosco. Quello con le ciarrettiere, no? Certo, signor giudice, siamo addolorati. Siamo addolorati perché nell'esplosione è stato colpito un passante che fortunatamente non è morto, anche se ha perso l'uso delle gambe. Allora. Ma può il mio cliente essere responsabile di uno che passa di lì? Certo. Per caso di una vittima del fato? Vogliamo allora addossare a quest'uomo tutte le colpe del mondo? Certo. E allora scusate, accusiamolo anche dello tsunami, accusiamolo dell'omicidio di John Kennedy, della separazione tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, che sono tutte cose attinenti, no? che se noi oggi, e dico oggi, se noi oggi, signori della Corte Gentile, se noi oggi condanniamo, perché ride? Non gli veniva al termine l'avvocato. No. Se noi oggi condanniamo quest'uomo, guardatelo, meglio di no. Che dobbiamo dire di questi? Quali questi? Che dobbiamo dire di questi che abbandonano i cani in autostrada? Certo. Di questi che si levano le scarpe sui treni? Vero, è un problema. Quelli sono da condannare. Certo. Di quelli che al mare scuotono l'asciugamano pieno di sabbia controvento. Sono da ammazzare. Signor giudice, tenga conto di questo applauso. Certo, pure gli applausi. Lo share. Certo. Lo so. L'accusa sostiene che il mio cliente abbia agito per uccidere, ma così non è, anche se l'innesco della bomba era collegato all'accensione dell'auto. Certo. Pura casualità! Sì. Come altrettanto casuale era la presenza della moglie. E sono tre. Ma del resto si sa che il posto accanto al guidatore è quello più pericoloso. Il posto del morto. Lo si dice sempre. Ma la vera domanda che noi ci dobbiamo porre, c'è un porcellino in sala. lo so, ride. Avvocato, è arrivato l'avvocato. Venga qui. Allora, dicevo, la vera domanda che noi ci dobbiamo porre è la seguente. Quale? Perché? Dico, perché non hanno funzionato gli airbag? L'esplosione. Non lo sappiamo. Ecco. E non lo sapremo mai. Va bene, ok. Per cui, signor giudice, sicuro del suo verdetto favorevole, attendiamo sicuro il vostro giudizio. Visti gli articoli 512, 722 e 456 del Codice di procedura penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Come l'ergastolo? Zitto, che ti poteva andare peggio, che non si sono accorti che nel bagagliaio c'era pure il cane. Forza. Eccoli qua. Oh Maria. Abbiamo un avvocato Oggi vero qua, sì, aveva particolarmente vero. Abbiamo un avvocato vero. Eccolo là, sì. Ridge. L'avvocato Ridge, con noi da Napoli. Da Napoli. Allora, siamo quasi pronti per accogliere il nostro... Abbiamo pubblicità, così ce la togliamo? Promozioni? Nel senso, con il massimo rispetto, perché sembra uno... Sai, la parola togliere, come dice, leviamo capite? Invece no, ce la togliamo. Quei panettoni che ogni mattina ti scrofani, tu di là, quei pandori. Ringraziamo che ci hanno mandato, perché Bandini una fa la cassa. pubblicità dei panettoni, non dico la marca per non fare pubblicità occulta. Va ora, cioè, non è che... va ora. Ma vi consiglio l'interpretazione di questa radiopromozione eseguita da Marco Baldini, che è veramente di reattore pop. Sono il re delle promozioni. Ma bravo, perché quando fai quando fai quello sentite. Allora, che c'è da fare oggi? Ah sì, la pubblicità del panettone di Verona Paoli. Allora, vediamo cosa devo dire, che l'è senza canditi, con tanta uvetta, pieno di mandorle, che l'è di molto buono. Ma non si pubblicizza mica una cosa senza prima provarla. Allora, canditi non ce n'è.
gli è pieno d'uvetta, di mandorle, però non è buono, l'è di molto buono. Ok, registriamo. Panettone di Verona Bauli, buon Natale, anzi buonissimo. Rieccoci. Ah, non l'ho sentita, scusa, ma la sono persa. Meno male. La sono persa. Signore e signori, sono con noi Rossana Casale, eccola che entra. Seguita a ruota da Anna Maria La Barbera. Buonasera, buongiorno. Benvenute. Voi due non sapevate della presenza dell'altra o sbaglio? Non lo sapevamo, ma abbiamo già preparato un po' di duetti da proporre. Ma non ci credo. Ma io no, guarda, vi conoscevate? Io non lo sapevo. Che dovevamo Ma noi andare, improvvisiamo. Ma sì, certo, cantiamo. Non mi dice niente, ma La Io voce è bellissima. posso fare subito una domanda, Anna Maria, perché siamo in radio, ma la Sconzi, ti chiamo Sconzi, è più facile per me. Se no devo dire Anna Maria Lara. Rosario, io ti devo, con tutto l'amore che ho per te, perché siamo parenti, ti voglio bene, ma ho venuta qua e non mi piace come è diventato, Rosario. Io come ho diventato io? Fai l'Angelo e Pietro dalla cabina telefonica, ti spacci per Gian Morando con un bravo ragazzo e tu invece fai queste cose. Non sono io. T'ho vista. Non sono io. Poi dopo fai processi, fai incendiare le macchine. Non sono io conduco. E se vuoi mentre lei ti non insulta io faccio il sottofondo. E non parliamo ieri, non parliamo, no, io non parlo, però ti voglio dire che se c'era il segretario l'anno scorso, se c'era Tamarro Valzer, questo non succedeva. Esatto, e basta. Esatto. E basta. Tamarro, se c'era Tamarro era meglio. Devo dire che te l'appoggio. Perché ridi? Molo! Ah, l'hai capita adesso. Sai che stavo sudando? Sì, no? pure Perché io. abbiamo fatto già Avevo fatica visto, sti giorni. No, ma non c'è da sudare, io sono d'accordo con loro, poi ci sto difendendo tutte. Certo, allora, certo. Anna Maria, se no veramente. Allora, vogliamo cominciare perché Sister Sconzi. Sister. Perché sei sorella vestita da Sconzi, hostess? Sei vestita da hostess? Fa lo stesso, così, fa lo stesso. Okay. Ma te devo spiegare proprio tutto adesso? No. Quanto vuoi? Intanto io dico che c'è questo film, io ho visto tanti, ma quanto avete speso dei manifesti, ragazzi, che io li vedo ovunque, non so se voi l'avete visto questo manifesto, purtroppo non è neanche per quello è il momento, per quel cartello lì, ho visto un cartello che veramente... Sì, meglio lasciar perdere. Si rischia veramente sì, poi, proprio la fine. Che bene, già stamattina ero con la moto, ho visto un pulmino di suori, mi volevano far andare fuori strada. Esatto, meglio lasciar perdere. Andavo con la vecchia, ma hanno visto, il film, diciamo subito che si intitola facciamo una promozione così, guarda, a pezzi, no? Sì. Malamore sì, film di Tonino Zangardi e Marco Costa. Qui abbiamo anche Massimo Ferreri, il produttore, c'è anche Cesare Fazioli che non so in qualità di aiuto produttore, coproduttore. E ora subito dal cinema passiamo alla musica. Sì. Perché qui c'è veramente, devo dire, Sconzi, bisogna dare alito. Sì. A chi? Rossana Casale torna dopo quanti anni? Per la musica inedita 10 anni. L'ultima era il 96, poi ho fatto degli album di jazz, eccetera. Sì, infatti hai fatto delle cose molto... Alzate un po', cosa vuoi che ti alzi, no? Sì, la cuffia. La cuffia, alzate. Tipo 80 kg di riverbero, mi sembra. Ecco, non sì. vorrei tornare. Sì. No, ma sai cos'è? Che da un po' che abbiamo sempre il riverbero. No, fermati là. Allora, è del nuovo. Giusto, scusa. Allora, dicevamo che dicevamo che dopo 10 anni io esco con questo nuovo lavoro che si intitola, che si chiama Circo Immaginario, e che è un lavoro che io ho voluto dedicare, ho scritto dedicare, perché poi mi sono fatta ispirare l'ho composto tutto io, e poi ho avuto dei collaboratori, Andrea Zuppini che ha fatto gli arrangiamenti e l'ha coprodotto con me. È un disco che io ho scritto su un libro, il libro di Sara Ceri, che si chiama Circo Immaginario, appunto. Io ho letto questo libro e mentre tu leggevi ti immaginavi la musica. Esatto, ma ogni volta non mi era mai pagina, successo. C'era un quadro. Non sai cos'è? Che nel sottofondo della storia c'è un mare che monta e va verso una tempesta, insieme anche ai sentimenti e alle emozioni dei vari personaggi. E questo mare a cui lei dà un'immagine molto forte, Sara Ceri, dico la scrittrice,
mi ha assolutamente ispirato a farlo diventare musica. E così da lì all'inizio era un progetto che doveva essere, sai, tipo tu leggi il libro e sotto hai una musica da ascoltare, e invece poi sono diventate canzoni. Ma secondo te, visto che ci abbiamo anche un produttore seduto, no? Potrebbe diventare Un film meraviglioso. Sì, potrebbe diventare. Sì. Guarda, già alzato la mano, io ci No, mi sto. è già passato il Vedete numero come di le cose telefono. già cominciano, vedete, a intrecciarsi, vedi? No, sarebbe un film bellissimo, veramente. Noi è un po' il nostro sogno, perché tu sai che dentro ci sono anche degli attori che cantano, abbiamo fatto... Chi c'è? C'è Pierfrancesco Favino, Mia Benedetta, Carlo Reali, Paolo Briguglia, Benedetta, Lola Bosani. meglio lasciar perdere. No, beh, c'è. No, meglio lasciare. Diciamo Mia. Alleluia. Io ogni tanto, se vuoi, Sì, faccio sì. questo stacchetto. Riesci a così. farlo? Ti piace? Alleluia, 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 alleluia. Ma che bello! Ma che bello! Tu ogni volta che ti inceppi, che diciamo una parola così, parte Sì, alleluia, ma come l'ha fatto bene, Bellissimo, rifaccelo, guarda, è bellissimo. stato un momento, Sì. mi ricordo proprio il battesimo. Com'è? Ancora, dai. Prima. Alleluia, 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 alleluia. Che bravo! Ma scusa, perché non facciamo una cosa? Sconzi, tu sei d'accordo, anche tu, sì. facciamo una cosa. Andiamo subito ai fatti. Cioè? Subito, cantiamo. Cavolo. Facciamo il pezzo che ho sentito. L'hai fatto da Fazio? Gioir d'amore, sì. Gioir d'amore. Ce la fai? Proprio in diretta, live, suonata? Io la faccio assolutamente live, anche perché tra i tuoi musicisti c'è il contrabbassista, nonché bassista, che ha suonato tutto il disco, che è Carmelo Isgro. Vai Carmelo! Allora, dal vivo, a Viva Radio 2, Gioir d'amore canta Rossana Casale! C'è chi ha amato tanto e amato invano, perdono. L'alba dal tramonto arriverà, perciò vorrei gioir d'amore, invece no, perché gioir d'amore non si può. Vorrei gioir d'amore, invece no, perché gioir d'amore non si può, non si può, non si può, non si può. C'è chi cerca un segno, vado avanti nella mano, chi cerca il mio sguardo e aspetterà. Tu cerchi lontano e ti perdono, l'oro nel profondo brillerà, perciò vorrei gioir d'amore, invece no, perché gioir d'amore non si può. Vorrei gioir d'amore, invece no, perché gioir d'amore non si può. E pertanto nel rimpianto non cadrò, appartengo a te soltanto, io lo so, perciò vorrei gioir d'amore, invece no, perché gioir d'amore non si può. Vorrei gioir d'amore, invece no, perché gioir d'amore non si può. Vorrei gioir d'amore, invece no, perché gioir d'amore non si può. Vorrei gioir d'amore, invece no, acuto finale, perché gioir d'amore non si può. Ma che bella canzone, ragazzi, eh? Bella. È un tango, Bravi, è una milonga, bravissima.
Come si chiama? Una milonga. Una milonga? Milonga. Che voce. È una milonga. Sconzi, di la verità, hai sentito Rossana Casale cantare, dice, mo quasi quasi una candatella me la faccio pure io. Subito dopo di lei no, dai. No, guarda, lei è una voce bella. Allora, no, Però per gioire d'amore si può venire al cinema, Vedi come tutte le cose. Per esempio, a vedere. Ma l'amore, Sì. che parte fa in questo film? Stesso vuole trasformare, abbiamo 2 figli, Carmelo, abbiamo Angelina. E queste ragazze devono vivere. Angelina si è fatta donna, Carmelo pure. Purtroppo. Succede. Capisce che. E poi ci sono gli stranieri, che per fortuna hanno venuto gli stranieri come a me, no? Certo. E anche noi ci dobbiamo, diciamo, ci dobbiamo diventare mitteleuropeo, mettere dove te parba. Insomma. Rossana, devo dire, bello prontissima, è prontissima, sì, subito. Spesso qua. Sì, e poi l'alleluia fa bene. Senti, vedo che c'è anche Aber. Magnifico Aber che... Attore tranquillo, rilassato. Ciao, sono pronto qui, ma cosa facciamo adesso? No, però è dolcissimo, fu un condenibile sulla scena. È stato qui 2 giorni fa. Ah sì, non me l'ha detto, ma abbiamo fatto una scena tipo Buzz Cinstead, ci ha preso proprio una cosa. Ma dai! Veramente sul tavolo, è presente, sai, una cosa guarda, che devo dire in questo film, che è stato un film corale, come si usa dire, no? C'erano 2 registi. Vedo che c'è anche la Ganà, Oui. Rodolfo. Sta parlando del regista, fammi parlare del No, regista. qui si vedo le foto. Sì, giusto. Sono tutti bravissimi, i caratteristi favolosi, i giovani, poi c'è Balducci, mio figlio, scusa, lo conoschi, no, tutto penso, Balducci è un giovane, che adesso sta da Carlo Saura, figurati. Con chi sta? Carlo Saura. Ah dai, fa un film con Carlo Saura? Oui. Adesso poi facciamo Shakespeare dopo insieme. Come? Shakespeare. Shakespeare. Non lo so come devo parlare con te, non lo so. Guarda, e abbiamo diretto insieme, tutti insieme sto film, no? Perché l'ha scritto, ideato Marco Costa, poi io ho scritto anche con Marco Costa. Hai scritto quindi? Certamente, non l'abbiamo scritto perché sennò scrivi quello, scrivi quell'altro, non ci stava più. E poi bisognava pagare troppe cose, il produttore cosa vuole? Cosa fa quello che può anche Quello lui. che può, Massimo certo, Ferrero è qua, non so se lo conoscete, Come no, blu Ferrero, cinematografico, mitico. Non so, fatti vedere che bell'uomo. Guarda, nel film ha fatto il tassista, guarda, un ruolo dove Ma dai, fai il ruolo. L'altro Massimo Ferrero, chi va a vedere il film, oltre al biglietto, una confezione di Nutella per tutti, no? Alla fine. Una cosa molto più importante, vero? È vero che, Senti, Sconzi, no, veramente. voglio dirti una non cosa. lo vogliamo dire cosa succede a chi va a vedere il film. Questa è una cosa seria. Vuoi dire proprio la fine, no? No, quello che, cioè tu hai detto chi va, no? Tu hai fatto una cosa più bella ancora, Cioè? perché chi va a vedere questo film, che veramente ragazzi della famiglia, dei giovani, c'è un film proprio così, in più, visto che si parla d'amore, del sesso, del tutto, anche una piccola parte va alla Lights. Che è questo. Questo vedi non è. Questa è una bella cosa. L'applauso sgordò, spontaneo. Nel pubblico. Adesso io mi devo interrompere. Nel frattempo prepariamo un'altra bella canzone per Rossana, perché adesso abbiamo un momento dedicato alla cultura. Solo ma un piccolo momento. Allora questo è il mio momento, non posso sta per perderlo. arrivare con noi un il grande semiologo. Umberto Eco con noi. Buongiorno prof. Si accomodi professore, si sieda qua vicino a me. Buongiorno prof. Un po' di vino? Sì. Grazie. Per bene, un po' di vino, sì. Ciao. Perfetto, se lo beva. Buongiorno, prof. Ecco Baldini, lei dice prof. Ma con prof intende docente, insegnante, quindi un titolo di merito. O per prof intende supplente di matematica che si apparta con gli alunni. No, dicevo prof, come professore. Le dirò, Baldini una volta una supplente di matematica mi propose di fare una lezione privata in palestra. È successo qualcosa di inconcepibile, di una inverosimilità rosa crociata. Davvero, cosa accadde con la supplente? Accadde che mi fece veramente una lezione di matematica. Incredibile, una rivoluzione copernicana rispetto al corrente pensiero filosofico edwige-fenechiano imperante all'epoca. Quindi quella volta le toccò studiare. Ecco Baldini, lei dice le toccò studiare. Il problema fu proprio quello, studiare sì, toccare no. Solo teorema di Pitagora. Ma mi dica lei, perché
perché uno nella vita dovrebbe andare a costruire quadrati sull'ipotenusa. Ha ragione. Ma non c'era il calcetto ai tempi di Pitagora. Professore, diciamo che il fascino della geometria sta proprio in questo, che ci sono delle regole fisse, non cambia mai. È vero. Vede? Ma la tecnologia ci viene in aiuto, per esempio, le rette parallele, che non si incontrano mai. Oggi con i telefonini possono almeno mandarsi dei messaggi. No, ma non mi dica che anche lei si diletta nell'arte degli SMS. Ma certo, ma certo. Io ho scritto tutto il mio libro Il nome della rosa su un telefonino e l'ho spedito al mio editore. Pensi che la scrittura intelligente del telefonino è andata in tilt perché io ero troppo intelligente. Ma lei, scusi professore, usa anche le sigle, le abbreviazioni nei messaggini, tutte quelle cose? Ma certo. Per esempio, se devo scrivere ad una gnocca... No, professore, ma che termini usa? Non palesi la sua ignoranza, Gnocca, dal greco gunaikos, che vuol dire donna. Ma pensa. Quando ne vedo una che mi attizza copernicanamente, io mando un messaggino, ma al posto di io le scrivo TG Top. TG Top? Certo, la cultura. Tanto gentile e tanto onesta pare. Grazie professore. La ringraziamo veramente per essere stato con noi anche oggi. Sono io che ringrazio. Bene. Voi per avermi invitato alla radio. Alla TV non mi invita mai nessuno. Pensate, l'ultima volta che sono apparito in televisione... professore, ha sbagliato, si dice apparso. E cosa dite? Apparito. No, oggi no, dai. No, che abbiamo il soffitto più basso. Ecco, sta già partendo. Non si disperi, professore. Può capitare. Non si disperi. Parte, decolla, via. Che è partito verso l'alto. Adesso plana verso il basso ancora. E ci ha fatto il pelo. No, professore, atterri. Succede, non si arrabbi. Niente, plana più volte, volteggia nell'aria. Grazie alla professoressa. Si dispera sempre. Scusate, che ci dobbiamo fare? Attenzione, i cugini di campagna ascoltano Viva Radio 2 e chiedono a Rossana Casale di unirsi a loro e formare il gruppo Casale di Campagna. Grande Rossana Casale. Io spero che questo CD vada in alto, ma tanto in alto. E adesso, vada in professore... alto perché Circo Immaginario, poi c'è questa foto, sei te? No, sì. Non sei te. Vabbè, è un'ombra, potrebbe copertina, essere. Una è copertina. il personaggio di Sofia del libro. Sofia, bellissimo. Ma lì, cosa c'è? Una calamita qua dentro? No. C'era una cosa no, attaccata. era dove era il CD che qualcuno si è rubato. No, ce l'ha il nostro Marco Lolli. Vogliamo fare qualcosa di musicale? Ci abbiamo ancora pubblicità, ma che bello! Poi torniamo subito. Ma che bello, ma che bello! Viva la Radio 2! Carta Aura Findomestic, libertà di movimento. A noi piace dimenticare la sveglia E coccolarci un po'. e poi prepararci un cremosissimo Splendid buongiorno cappuccino. È nato Splendid Buongiorno Cappuccino, il cappuccino fatto con vero caffè Splendid. Che buono questo cappuccino. Splendid Buongiorno Cappuccino, il cappuccino per chi ama il caffè. Il tuo fidanzato è proprio carino. Sì, Ma è ricco. Non esistono più i ma. Con Telepass Premium puoi avere tutto. Non perdi tempo al casello, ma risparmi sulle assicurazioni. Telepass Premium. Tanti motivi in più per avere Telepass. Vai su telepass.it oppure chiama l'800 269 269.
Lei è? Riccardo Armillei, cliente San Paolo. Si fa presto a dire cliente. Ci dica cosa ha fatto in banca di recente? 2 bonifici, qualche investimento, dei titoli. Pure. Solo di commissioni il sarà rovinato. No, un conto nuovo con un costo prestabilito. Ah, sì? Più cose faccio in banca e meno pago. E lei ci ha creduto? Vedi, e come si chiama questo conto? San Paolo con tutto. Bel nome con tutto. Con tutto che non se ne può fregare di meno, Per persone come Riccardo, San Paolo ha creato Con Tutto, il nuovo conto con costo di gestione da 12 a 0 euro al mese. San Paolo, meno banca, più soluzioni. Messaggio pubblicitario, fogli informativi disponibili in filiale. Ah, mon chéri. Splendido fondente, con un tocco di liquore, una ciliegia sorprendente, suadente, caliente, ti accarezza dolcemente, splendido, splendente, non ti passa mai di mente, un pensiero avvolgente, splendente, Regalati un momento, mon chéri. splendido fondente. Nuovo Opel Vivaro. Il tuo lavoro non può avere presentazione migliore. Nuovo design, motori Euro 4 a 6 marce CVTi fino a 146 cavalli, anche con filtro antiparticolato. Clima, chiusura centralizzata con telecomando. Vetri e specchietti elettrici riscaldati da 15.900 euro le tax. Oggi dai concessionari Opel. Lavare? Io lavo. Ma come mi gira quando il mio bucato è ancora sporco? Per te, lavatrice, il nuovo super lavatrice biattivo Chantecler con vero sgrassatore. L'efficacia di Chantecler Marsiglia liquido. Più la potenza dello sgrassatore universale Chantecler. Adesso sì che sono carica, carichissima! Che potente più di Chantecler. Chantecler super lavatrice. Super pulito. Per forza! Da Chantecler, il gallo del pulito. Ehi, ci siamo! Viva Radio 2! Eccoci. È aumentata la pubblicità o sbaglio? Mi sa di sì, Mi sa che è aumentata la pubblicità. Allora siamo qui con Rossana Casale, Circo Immaginario e la Sconzi. Allora, Rossana Casale, tu facesti un Sanremo, vero? Ma anche 5 per esempio. Sì, tipo. 5 ne hai fatti? Sì. 5 Sanremo. Yes. L'ultimo nel 93? Boh. Era quello dei brividi? No, quello del 93 era con Grazie Michele, Grazie Di Amori Diversi. Terzo posto. Terzo posto. Uno E shock proprio. e i due chi C'è furono? ancora il risotto che mi è rimasto. I primi due chi furono? Enrico Ruggeri e Cristiano De André. Un anno mitico. Ruggeri che cosa fece? Mistero, no? Sì, bravo. Vinse con Mistero. Vinse con Mistero. Come faceva? Con gli occhi ben aperti. Con gli occhi ben aperti. Non era quella, me la ricordo ancora bene, grazie. Vai Enrico. E i brividi invece era l'86, primissimo Sanremo. Pensa, 86. La cantai tutta con gli occhi chiusi. Sì? E come faceva? Sentite bene il testo, soprattutto tu Baldini. Ah, io? Di questa canzone. Sì, senti, Ma ti guardo seriamente qua. Vai, guardalo, Vivere senza cavalli è impossibile. Quella la vedo dura, però. Siamo rimasti noi a illuderci e restiamo senza spiccioli. Quello sono io proprio. Poi questa parte piangere. Pure quella quando non arrivava. Piangere. non mi è venuto nient'altro. Piangere. Con quella voce che hai, Rossana, tu potresti cantare quello che vuoi. Questa realtà è come un cielo. Poi uguale. Una carizza. Scusa Rossana, scusa ti interrompo. Aspetta il finale. Ah, scusa. Io interrompo la canzone addirittura. Poi Vittoria dietro di me è un amore, aspetta, che mi riempie di debiti. Scusa, me la sono preparata. Era l'ultima canzone, l'ultima parola. Io pensavo fosse solo il primo pezzo. Bella. Questa Sei contento? Mi ci sai perché Che Rossana? venga più spesso. Sì, molto che mentre cantavi con quella vocina lì ho immaginato per un attimo la tua voce nella canzone quella del cartone animato, qual era? Cenerentola? Come faceva?
la ricordi tu? Sì, però ha preso una tonalità. Lui è così. Impara a vai fischiettare, dice Lolli. Scusa, puoi fare tornare? Impara a fischiettare. Tu fischi qua? Perché io non sono capace. Vai, sì, mi piace, vai. Questa va bene. Impara a fischiettare. Tra che il mondo più sereno sembrerà. Impara a fischiettare. Vabbè. Tutto, può cantare tutto. Qualsiasi Sconzi, però ragazzaccio. vogliamo sentire anche te. Ma la tua sentire voce, anche te, Sconzi. dai. Non, lei va più sul classico, devo dire, Sconsolata. Ad esempio, se le proponessimo per Cremonese, tu che sei milanese, un bel classico napoletano, Certo, sarebbe, per esempio? Non lo so, dimmi Sconz. Ad esempio. Non è peccato. Guarda, Cremonese è buono. Cremonese ha lo stesso sguardo dell'indù che vede passare il treno. Guarda, basta che... Questa mi è piaciuta. Questa è carina. Questa è stata bella, mi è piaciuta Baldini. Vado e mi segue? Sì, tu vai, Vado? Io ti seguo. Vediamo. Insieme, Succede. Rosario, Ma insieme. molto da lontano. Attenzione, Sconsolata, la voce, date un po' di reverbero. Senti Rossana, attrice cantante, mica, vai. Si mi guarda questo occhio che c'hai, non è peccata. Sì, aspetta. Momento che si sta boccata, sì. No, non ti preoccupare, la musica lasciala stare. Si sta bocca desidera passa, non è peccata, e tu abbracciami più forte. Fa piacere? No, così. Perché dai fastidio Cremonesi col pianoforte? Perché dai fastidio a Sconsolato? Io non lo so. No, ma guarda che lei a cappella vai benissimo, vai. L'ho comportata bene. Sembra tutta l'occasione. Con tutto che è stato sgridato. Scusa, Alleluia, alleluia, alleluia. Ma scusate, ma possiamo una canzone che conosci tu, ad esempio Anima e Core, ad esempio. Insieme? Sì, dai, quella sì, insieme, quella sì. Vai. Tutti insieme. Speriamo che... O Reginella, ad esempio. No, non lo so, Reginella. Certo che metterci d'accordo tutti così è Anima difficile. e Core. Fratelli d'Italia, la conosciamo tutti. Quella Però bisogna andare anche d'accordo con Trenerfora. Non c'è Tenimmoci così. Senti Rossana. Non c'è decima più. Brava. Parola mai. Rossana? chiama l'144. Non possiamo andare avanti. Non possiamo andare avanti. Era bellissimo sto duetto, era una cosa meravigliosa. Paola e Chiara. Invece facciamo un applauso. Rossana Casale e Sconzi, brave! Così tutto improvvisato, ragazzi, senza preparare niente. Ma ce ne dobbiamo andare? No, state, noi abbiamo ancora un quarto d'ora da fare, però io avrei voluto sentire. Non ci dedichiamo più niente. Dopo, ancora mica è finite, però voglio sentire. Ah, scusa. Dai. Al pubblico, ja. Che mi chi sta amore? Sì, Svania. Finale. Tenimmoci così. Anima e cuore. Sta andando? Ecco, hai visto che roba? Io vorrei, mi sarebbe piaciuto tanto cantare nelle tonalità di Rossana e di Sconzi. Io non arrivo.
somebody to... Che dici? Sembrava, non dobbiamo mai più Vabbè, bere allora vino. possiamo no, è parlare vero. di film, Mai scusa. più bere vino durante la trasmissione. Sì, Oh. sì. Allora, Sì. ci dobbiamo un attimo fermare perché c'è pare un'altra un'altra notizia di cronaca. un'altra notizia di cronaca, ragazzi, È stato gravissima, contestato il film di Mel Gibson, quello nuovo, sapete, ha già avuto problemi con il film precedente di cui non vi faccio il titolo, meglio di no, ma adesso con quello nuovo Apocalipto si parla addirittura di scene sanguinose, violente. Abbiamo in linea lo sceneggiatore del film, pronto? Sono Gianni. Ma sempre lui. Poi, ma quante storie per una sgozzatina e per 4 gocce di Insomma. sangue. Ma roba da matti, mi rompono in mano. La nota Poi lo sai che oggi Sì. sono andato alle ferrovie, che ormai sono sull'orlo del fallimento. Lo so, poverini. E ho fatto un concerto per i dipendenti. Bravo. E ho detto, dai che vi tiro sul morale. Bravo. E ho cominciato, Anna, io non sono un treno. No, dai. Pensa, mi volevano menare. E te credo io, scusa. Lo sai che ieri ho chiamato Renato Zero? Sì, sappiamo la storia del Sì, il disco. suo disco rubato. Sì. E gli ho detto, Renatino, dai, te la prendo. Bravo, l'hai Guarda consigliato. l'aspetto positivo. Bravo. Con quelle canzonette non arrivavi nemmeno fra i primi 10 in classifica. Bravo, E l'hai allora... tirato su bene. Lo sai? Eh. Me l'ha detto Cugia. Certo, Cugia. Sai cosa ho sempre fatto lui. ieri? Sì. Ho spiegato a mio figlio Marco. Sì? Sai che c'è un figlio? Sì, lo so, Marco Morandi. Certo, lo conosciamo bene. Morandi, come Sì. me. Certo, tuo figlio, come si deve chiamare? Leale. Scusa. E allora? Ieri gli ho spiegato che cos'è la destra e che cos'è la sinistra. Ah, bene, bravo, vedi, segni. Come hai fatto? Gli ho dato una sberla con la destra e una con la sinistra. E poi però gli ho dovuto spiegare anche cos'era il centro. E come hai fatto? Gli ho dato un calcio nei maroni. Ma no! Dai! Ma sei cattivo proprio, Gianni, dai! Cattivissimo proprio. Ma la cattiveria è in persona. La cattiveria. proprio, Abbiamo dai. notizie? Vogliamo... Agenzie? Sì? Sì. Dov'è Monteverde? Una cosa su Monteverde c'è. Ah, Ai, una zona qua di Roma? Sì, principio di incendio all'ospedale San Camillo. Ah, proprio sì. una notizia arrivata adesso. Fermato il colpevole e dichiara. Ma quale incendio? Stavo aspettando da fare le analisi e fumavo la mia stecca quotidiana da Goloas insalata attesa. Maestro Camilleri, sempre lei. C'è... No, non li hai visti che Sì. c'è dietro di te? Sono. Attenzione, ho paura a girare. Due cantanti. Li hai visti? Due cantanti. Lì, Zero, li vedi? Ah, stanno entrando, Rossana. Eccoli. Ci sono i zero assoluti. Il zero assoluto, sai, quelli che hanno un difetto. Sono Una bravi, lì. ma parlano piano sempre, non riesci a sentire. Pronto? Salve? Buongiorno. Ciao. Siamo noi che cantiamo come piano. Una bella canzone, cantiamo per non disturbare mai. Ma non disturbate, Le canzoni le facciamo tutte sullo stesso piano. Cioè, così piano, Non utilizziamo le scale. No, ma sempre solo una nota. Ma se doveste fare un acuto? Questo è l'acuto. Ma sono di quello che non riesci a fare. Cantare la mattina ci svegliamo che cantiamo canzoni. Presto. Scriviamo tante belle canzoni. Sì. E quando non sappiamo più che cosa scrivere, scriviamo. Tipo? Giuro. Zero assoluto. Bene. Mi sento male? No, ancora no. Ecco, lo sapevo. Vedi? Abbiamo menzionato cose che non dovevamo menzionare. Pagliata, sì, la gotica. Gira la testa a 360 gradi. E la sta rivomitando però verde, guarda che schifezza. E si girano gli occhi. Chiamate qualcuno. Che odore acre. Odore acre.
Ma mi sa che secondo me qui c'è qualche influenza strana. Cazzo va? No, dice parolacce in aramaico. Ho sentito. Sembrava proprio. Mamma mia, ragazzi, chiamate qualcuno. Ciao, che è successo? Ma come che è successo? Ti giri la testa, gli occhi infiammeggianti, vomiti verde, parli aramaico. Ma cosa parla? Una lingua stranissima, antica. Scusate, veramente? Sì. Per me è come se non fosse successo nulla. Vedo tutti che mi guardano e lo so, è per questo, lo so, devi farti visitare. Secondo me quei dove giorni... vado? Da Milingo? Mi sa. Forse lui è l'unico che ti può salvare. Alleluia, alleluia. Scusate. Milingo è quello del pezzo, no? Milingo che balla la milonga. Sì, la milonga è quella lì, la moglie di Milingo, la milonga. Sì, La moglie di Milingo, la milonga. Ecco, allora siamo quasi in dirittura d'arrivo. Proviamo a chiamare. Dire che ieri abbiamo chiamato per l'ennesima volta Mike Bongiorno dal vivo. Sì. E ieri non voleva parlarci, ma alla fine è rimasto. Sì, ore. Io credo che è meglio non chiamarlo oggi, perché con tutto quello che c'è sui giornali oggi, se tu lo chiami, poi magari a cosa hai fatto? Ho letto, comincia. Non si può, alla fine. Lo sai, allora. Sì, infatti. Infatti. Meglio lasciare perdere, chiamiamo io il nostro. rischierei, quasi. Dai, provare? No, sì, pericolosissimo. Ha detto però ieri ha detto chiamatemi domani. No, però ti spiego, io lo conosco bene. Lui lui non sa, remore, lui non ha diretta, non diretta, lui parte e non lo fermi. Se tu chiudi il microfono, continua, se tu riattacchi col telefono, lui si sente uguale, perché è una cosa incredibile. Sì, è vero, ha 83 anni, può dire quello ci che colleghiamo con il nostro, che è meglio. Dai, proviamo a chiamarlo. Paura. Chiamiamolo a casa. Sentiamo se c'è. Forse è occupato a quest'ora il regista. Eccolo. Stavo in pensiero. Ah, grazie signor Mike. Allora ci stava aspettando, insomma. Certo, mi stavo domandando come mai quei rompiballe oggi non mi frantumano i sacchetti delle olive. Vabbè, santa pazienza. Ho sentito che da voi viene spesso Umberto Eco. Ma come lo conosce, signor Mike? Pensate, amici ascoltatori, la Tra, che il giovane Umbertino, per arrotondare il suo misero stipendio, scriveva le domande per l'ascia o raddoppia, amici ascoltatori. Letto, è vero. Gli davo la paghetta settimanale. Pensate, quando lo sbagliava, lo prendevo a scappellotti sul coppino. Vabbè. Umberto Eco comunque ha scritto anche un libro su di lei. Come no? Si chiama Fenomenologia, esatto, di Mike. Parla della sua carriera fenomenale. No, il titolo Fenomenologia lo coniò quando dopo una partita di calcetto mi vide nudo sotto la doccia. Addirittura. Certo, ma poi vide anche Pippo Baudo e fu lì che nacque il Baudolino. Vede che c'è sempre. Vabbè, Mario Bianchi, forza, manda la sigla. Sentiamo la sigla. Buonasera e benvenuti al migliore. Mario Bianchi, che categoria abbiamo oggi? I coltivatori di marijuana, Mike. Prevedo una puntata movimentata, Allora abbiamo il concorrente? Lei il concorrente? Sì. La voce non mi sembra molto rassicurante, del concorrente. Cosa fa lei di mestiere? Io faccio coltivatore di marijuana. E quindi? E quindi mi chiamo, sono il pusher. Ecco, parliamoci chiaro. Può uscire fuori da qua dentro? Che ha mangiato pesante. Come si chiama? Mi chiamo Enrico Maria Risla e vengo da Erba, vicino a Milano. Caso strano, Rizla di cognome. Enrico Maria Risla? E viene da Erba? Allora lei è un coltivatore di sostanze stupefacenti, amici ascoltatori. Dunque lei pianta nel balcone di casa sua, è vero? Certo. Allora lei pianta semi di cannabis. Cannabis, che cannabis? Cannabis, perché cannabis? Lei pianta semi di cannabis nero, marocchino, libanese, papavero, hashish.
Che c'hai? Peyote o charas? Sì, vedo che se ne intende. No, mai sentita roba del genere. Ma come no? L'ha detto tutti. E solo una volta Sabina Ciuffini, prima di andare in onda, fece fumare me e tutta l'orchestra una sigaretta, pensate, amici ascoltatori, che sapeva di rosmarino. Andammo tutti fuori come dei citofoni, pensate. Mi ricordo che fumò anche Piero Turchetti, amici ascoltatori, e fu lì che nacque la famosa frase fiato alle trombe, Turchetti. Certo. Ma adesso passiamo alla domanda. È pronto? Sì, se vuole ho pronte le cartine. Le cartine? A cosa c'è? Le cartine. Si è perso? Sì, Vabbè, santa pazienza, gente strana. Passiamo alla domanda. Sentiamo la domanda. Allora, qual era questa? Quale vuole, la 1, la 2 o la 3? La 3. Ha detto la? 3. Eccola qua. Questa è la busta che si apre. Ecco. È lunga questa busta da aprirsi, eh? Che è un sacchetto del Lupin, sì. Allora, ecco la domanda. Sì. In presenza di una volante della Madama. Ma come parla, signor Mai? Il pusher dove nasconde la palla di fumo? Le do 3 opzioni. Sentiamo. Ci deve essere un coltivatore diretto. Sì, ride vuol dire che abbiamo toccato il tasto giusto. Sì, mi sa. Allora. Eccolo lì, come Eccolo si rivela, lì. anzi credo che proprio si sia presentato qui in studio ben farcito. Ora lo sfarciamo noi, non si preoccupi, signor Mai. Allora, le do le 3 opzioni, le Sentiamo. ripeto. Dove il pusher nasconde la palla di fumo. Allora, opzione 1. La mastica facendo finta che sia un chewing gum. Ma perché chewing gum? La infila nell'orecchio facendo finta che sia cerume. O mette la palla di fumo nelle mutande facendo finta di avere 3 testaicoli. Testicoli? Che testaicoli? Senta, Sentiamo. io non la butto mai, è troppo buona. Senta qua, faccio un tiro. Ecco, li fa. Ma come? Mike fa un tiro. Oh là là. Sa di salvia, È buona, Quasi quasi ne compro un po', tanto adesso la legge, dicono. Quanto viene al chilo? Al chilo addirittura? 2000 euro. Sì. Senta, me ne può consegnare una cassa che stasera ho gente a cena? La accendo al posto dell'incenso, Mario Bianchi, gli è caduto il megafono. Mario Bianchi, vuoi fare un tiro? L'ha già fatto, mi sa. È proprio il caso di dire chi non fuma marijuana è un gran figlio. Benissimo, grazie Mike. E allora la puntata finisce qua, amici ascoltatori. Arrivederci. Allegria! Allegria. Allegria! Allegria! Eccolo, Mike mi sa che è decollato, È decollato Mike, mi sa, Amici ascoltatori! Ancora gli effetti si sentono. Vabbè. Allora, si parte con i titoli di coda. Ringraziamo. Innanzitutto devo fare degli auguri di compleanno a una mia amica, la Silvia di Firenze, detta Grande Gizmo, che salutiamo e gli faccio un applauso. Fammi salutare questi amici miei motorbikers. Mi hanno regalato una maglietta di Biker Hall. Voi andate in giro in moto, Biker 4. Poi c'è Salutaci Pisa. Mi dicono qui un gruppo di Pisa, fan di Sconsi. Hai visto? Ti hanno fatto un cartello? No. Sì, c'è un cartello lì, guarda lì. Sconsi. Meglio non leggerlo per ora perché. Grazie. Allora, approfittiamo prima dei titoli di cosa, salutiamo le nostre ospiti, ricordando quello che stanno facendo. Cominciamo con Sconsi e questo film, Ma l'amore sì. Ci vediamo Aiutate venerdì. il cinema italiano, anche poi perché questa c'è anche una nobile causa dentro, quindi da non. Light, sì. Ma poi è divertente, E poi un una film commedia
divertente. è prevedibile, ma l'amore sì. Grande, sì. Quindi Da andatela a venerdì. vedere in tutti i cinema a Roma, Milano, in tutta Italia. 200 sale. In 200 sale, quindi lo potete trovate. scegliere Lo da questo trovate. venerdì, e visto che mi ho messo la devista ossea, dato che la compagnia di bandiera sta a bandiera bianca, noi invece all'Italia vogliamo far volare così. E poi grazie Sconzi. Grazie E a poi voi. il ritorno di Rossana Casale con questo capolavoro che veramente non deve mancare nelle vostre case e soprattutto in macchina, perché poi oggi la musica si ascolta di più in a macchina. marzo partiamo anche con la tournée. Con la tournée a marzo. Sai che abbiamo appena scritto l'inizio, no? Della tournée, abbiamo solo, cioè scusa, del concerto, no? Parte così, è tutto buio. Totalmente buio e poi di colpo sale una grande palla bianca. Ma dai! Brava Rossana! Ma scusa Baldini, scusa, te la devi aspettare. Scusa, ma io devo ripetere questa cosa perché qualcuno che non ha mai sentito la radio e lo sente per la prima volta, qualcuno del pubblico dice: ma perché non hai detto questa cosa? Perché dobbiamo ripetere questo aneddoto di Marco. Qualcuno lo sa, palla da quelle parti. Perché la sorella di Marco Baldini ci ha raccontato un aneddoto riguardante Marco Baldini da piccolo, all'età di 4 anni, aveva paura del buio. Quando la palletta con cui giocava rotolava in una stanza buia, lui non entrava a prendere la palla, ma stava fuori dalla porta e la chiamava timidamente: palla, palla, ma la palla non tornava. veniva. E c'è anche una canzone, lo sai? Sì, è uscito un pezzo, Figurati. Senti. Lucia, mi devi fare un po' regalo. Mi devi raccontare una cosa breve, un aneddoto che riguarda Marco Bambino. Capire quando aveva paura della palla? Aveva paura di andare a riprendere la palla in una stanza buia e allora la chiamava timidamente: palla, palla, la palla, 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 la palla, palla, Palla nazionale. Tra un po' uscirà Palla non nei negozi, ma in un portale che poi vi diremo. Uscirà, si può scaricare, mentre nel frattempo vi ricordiamo che il nostro DVD, perché avremo un DVD, prenotatelo nei negozi di dischi e anche nelle videoteche. Si intitola Fiorello e Baldini visti da dietro. Ieri l'ho visto, a proposito, ieri ho visto la copia lavoro. Com'è? Bella. Bella, la copertina mi immagino. Ci sono alcuni diciamo, sì, siamo io e te con le brache calate. Visti da dietro, cosa vuoi? Ma poi ci sono alcuni pezzi che io non mi ricordo, cioè vedrete che personaggi sono che si vedono, ricordatemene qualcuno, nessuno mi ricorda nulla, niente, mi guardano come come le Ndù che guarda. Eravamo dei backstage molto carini quando io e te eravamo in giro in macchina. Sì. Siamo io e Baldini che parliamo del più e del meno in macchina per i fatti nostri. Le prove della prima serata che abbiamo fatto in televisione, quando io capito. sbaglio. Sì, ci sono tutte le prove della serata televisiva che facemmo all'epoca, chissà quando la rifaremo, un'altra serata di domenica sera alle 20:45. Chi lo sa quando la faremo. Ci sono filmati con Giorgia, con Del Piero, c'è la famosa intervista di Del Piero, poi c'è cosa c'è? Guarda, mi hanno dato la scaletta. Perfetto. Che bello, si vede cosa si vede di più, il sole d'azzurro, breve amore. L'intervento alla cistifella di Fiorello dal vivo. Con tutte le... Tutto. C'è Diego Padantuono pure. Diego, sì, un sacco di cose. Smemorati di Cologno. A minchiachina. E poi si vedono tutte le espressioni che noi facciamo quando ci sono gli interventi, quelli che voi da casa non avete mai visto. Sì, è vero. Allora, c'è anche Nanni Moretti. È vero. Nel DVD in una versione sua. È vero, fa un'imitazione tutta particolare. Sua, è vero. Tutta sua. Buffon c'è anche. Proprio di Buffon e Cannavaro, vogliamo fargli in bocca al lupo per il pallone d'oro. Che i ragazzi si nell'Izza per il pallone d'oro. Tutti e due, sì. Mentre invece dobbiamo fare un ahimè alle ragazze della pallavolo che purtroppo non ce l'hanno fatta, hanno perso con quelle stangone delle russe, purtroppo non ce l'hanno fatta. 20 centimetri di più. Va bene, siamo proprio in chiusura, abbiamo gli spostati, pronto? Certo, eccoci qua, palla, ma non solo. Bollicine. No, basta. Bollicine basta. Chi avete ospite? Non la menate più. Va bene. Abbiamo Valeria Solarino che credo sia già venuto. Già, certo, voi avete tutti gli ospiti in seconda battuta. Esatto. Gli scarti. Ci vediamo la prossima settimana allora. Sì, c'è Rossana e anche Sconzi qua, Sì. Va bene, allora l'avete avuto Sconzi voi? No. Allora mi raccomando, cercate di spingere questo film qua, ma l'amore sì. Sì, venerdì esce, no? In 200 copie. Bravo! Sì. Una bella storia, il nonno che per la sorpresa infarta e c'è una bella eredità da dividere.
Bravo. Ma l'avete visto? Come fa? Beh, siamo informati. Non lo infartava alla fine. No, all'inizio. All'inizio. È una bella commedia. Va bene, allora buon programma. Grazie. Quando esce il DVD? Quale? Il vostro? Il nostro, facciamo un DVD? Sì, non pare. No, pare che non lo so. Quale? Oggi non si sente bene, Fiore. Ecco, vedi, dice cose in lingua strana, gira la testa a 360 gradi, gira gli occhi, vedi, fa predizioni, fa. No, che Napoli, vedi. Veste Prada, dunque questo è un altro indizio su chi potrebbe albergare in Fiorello. Che è successo? Dici cose strane, fai cose strane, cambi l'aspetto. Ciao!